perché compiamo il nostro dovere di elettori. La lettera a Gesù come invocazione, preghiera, ma anche una nuova esortazione, un nuovo forte richiamo alla responsabilità e all'impegno rivolto sia ai cittadini che a quanti ricoprono ruoli istituzionali. In un periodo particolarmente delicato della vita della città, poche settimane dalle elezioni amministrative, dal sagrato della chiesa di San Domenico durante la processione del Venerdì Santo, l'arcivescovo Francesco Montenegro ha chiesto al Signore di illuminare gli agrigentini, gli elettori e quanti saranno chiamati ad amministrare Agrigento, affinché al di là degli schieramenti cerchino davvero il bene comune e trovino soprattutto unità di azioni per guardare al futuro con speranza. Argomento sul quale Montenegro è tornato questa mattina incontrando al Palazzo Arcivescovile gli operatori delle comunicazioni per il tradizionale scambio degli auguri pasquali. È un Agrigento un po' seduta, un Agrigento che attende, però quello che manca è come se io dovessi aspettare una sala d'attesa il treno. No? Se continuo a star seduto può darsi che il treno passi e io non me ne accorgo. Se sono in sala d'attesa ogni tanto esco per rendermi conto se arriva il momento. Credo che bisogna un po' alzarsi tutti. Io non è che mi riferisco solo agli amministratori perché loro sono un gruppetto, ma la città siamo tutti. E noi come città e noi come territorio, se avessimo una consapevolezza che ognuno di noi può fare una piccola parte per cambiare qualcosa, credo che ci sarà l'Agrigento nuova, diversa. Come ridare speranza ad una città che sembra averla persa? Io quando l'ho detto in altre occasioni, quando vado nelle scuole dico ai ragazzi che è un verbo che bisogna coniugare ogni giorno, e giovani e adulti, è il verbo io posso. Se ognuno di noi ogni mattina dice io posso fare qualcosa, voglio fare qualcosa, devo fare qualcosa, le cose cambiano. In un momento di crisi economica, finanziaria, sociale e morale, agli agrigentini l'arcivescovo Montenegro rivolge l'invito ad essere protagonisti della città e ad essere promotori ed artefici e non spettatori passivi e rassegnati. Quanto più i valori vengono a mancare, tanto più si è incapaci di risolvere i problemi. E allora forse qua bisogna rimettere in campo i valori. La giustizia, la legalità, la sussidiarietà, la condivisione, la solidarietà. Ecco, se riprendiamo questi valori, troviamo già delle aperture per sentieri nuovi, diversi, ma se continuiamo a lamentarci della crisi e continuiamo a chiudere non le porte ma i cuori, ecco che allora la soluzione non c'è. Ma ieri sera concludevo dicendo che la crisi può essere anche un fattore positivo, perché mi obbliga a trovare una soluzione. L'arcivescovo Francesco Montenegro questa sera celebrerà la veglia di resurrezione nella chiesa di San Domenico. Durante la celebrazione battezzerà 4 catecumeni provenienti dalla Nigeria. Ad Agrigento da 5 anni, dopo una lunga traversata che li ha portati in barca fino a Lampedusa, hanno deciso di abbracciare la religione cattolica. Da questa sera si chiamano Noè, Ester, Rebecca e Giovanni. L'arcivescovo Montenegro imporrà loro l'alba bianca, una tunica bianca a simboleggiare il loro ingresso ufficiale nella comunità della Chiesa Cattolica, un bel esempio di integrazione culturale in tempi sicuramente difficili. Il giorno di Pasqua Don Franco sarà al mattino in visita a Sambuca di Sicilia e nel pomeriggio si sposterà a Santa Margherita di Belice.